Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Lineelecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Mister, dopo tante belle prestazioni ci può stare una prestazione così da tirare il fiato. Purtroppo la sensazione vista dalla televisione è che la Virtus abbia interpretato la gara anche tatticamente meglio, bloccate le fasce e con avuto difficoltà. Sì, devo dire che oggi siamo stati presuntuosi, posso dire questa parola? Noi abbiamo fatto la nostra forza e ci siamo salvati su una fase difensiva importante, no? Oggi abbiamo sofferto troppo, vuoi perché mancavano giocatori importanti, ma soprattutto perché non abbiamo mai rotato, siamo andati sempre in difficoltà. Sugli esterni abbiamo fatto una fatica incredibile, ma presuntuosi perché abbiamo fatto delle cose che non abbiamo mai provato e quindi questa roba qua mi ha fatto veramente, mi ha infastidito. È vero che veniamo da 4 vittorie consecutive, però la cosa più importante è rimanere umili. Oggi la squadra è stata poco umile, abbiamo sbagliato quasi tutte le scelte, abbiamo quasi mai tirato in porta, quindi dobbiamo ritornare quelli di prima, soprattutto a livello di testa, perché gli devo dare una bella rinfrescata domani, perché sinceramente non mi è piaciuto. Se oggi mi dici cos'è che ti è piaciuto, niente, assolutamente niente. Marcello Villani. Sì, mister, è una questione di presunzione ma anche di uomini che ti mancano, nel senso, non voglio giustificare le assenze di sia che Battistini, però Nesta è andato molto male, Sparandeo, Maluccio e davanti tra Petrovic e Italeng, non che ci si aspettasse moltissimo, però insomma male anche loro. Insomma, per la prima volta chi è entrato ti ha un po' tradito, insomma. No, la disamina è perfetta, è normale che io adesso non è che posso dire, siccome mancava Celiak, che è un giocatore che voi conoscete meglio di me, è un giocatore che là dietro ci dà equilibrio, ci dà diagonali, ci dà qualità quando ripartiamo. È normale che Nessa lo abbiamo adottato, sicuramente ha fatto un po' di fatica, si è impegnato tanto, la stessa cosa dall'altra parte Sparandeo, però bisogna guardare avanti, questi ragazzi stanno facendo veramente un campionato eccezionale, quindi dobbiamo lavorare. Il mercoledì ci aspetta una partita importante e abbiamo tutta quella rabbia che oggi avevamo negli spogliatoi a fine partita, la dobbiamo riportare a mercoledì alle 18 contro la Juve. Matteo Bonacina, se mi senti. Sì. Vai. Mister, ecco, la cosa che ha lasciato più basiti, mettiamola così, che avete provato a giocare spesso volentieri in orizzontale su un campo che obiettivamente non lo permetteva. Oggi chiaramente probabilmente cercare un tiro da fuori sarebbe stata, dopo siamo capaci tutti, è chiaro, però sarebbe stata forse un tentativo per una palla sporca, via dicendo, qualcosa che ad esempio a Legnago vi abbia portato qualcosa di buono. No, sono d'accordo, ma oggi se giocavamo 2 giorni di fila non tiravamo mai in porta, perché magari oggi c'è stata una giornata sorte di tutti, no? Oggi se devo salvare qualcuno c'è poco da salvare, perché abbiamo giocato per 3/4 di partita 4-4-2, poi ci siamo messi 4-3, ma non abbiamo ricavato niente assolutamente, quindi è sicuramente un incidente importante. Dobbiamo sicuramente tutti quanti pensare che non eravamo dei fenomeni prima, ma non siamo dei brocchi adesso, e quindi dobbiamo cercare di... quello che è mancato oggi, ti devo dire, per la prima volta ho visto la mia squadra presuntuosa perché non siamo stati bravi anche nei momenti di difficoltà a leggere le giocate. Anche il gol che abbiamo preso è stato un gol veramente allucinante, però va bene così, tiriamo la carretta da tanto tempo, ci può stare un incidente. Pozzoni, Federico. Diciamo, mister, al di là dell'essere stati presuntuosi,
non è che la squadra si è disabituata, diciamo, a questo tipo di partite sporche, perché comunque nelle ultime settimane il Lecco ha vinto giocando in maniera comunque anche spumeggiante nelle ripartenze, trovando più spazi, mettendo sotto gli avversari sotto quel profilo. Ecco, mi è sembrato di vedere una squadra forse non più abituata alla partita sporca che oggi c'era da fare. Sì, oggi non siamo stati sporchi come quando abbiamo giocato con la Giana, quando abbiamo giocato con lo stesso Renate, che abbiamo difeso bene fino alla fine. Quindi, ma oggi penso che quando su 11 giocatori che giocano dall'inizio e 5 che entrano sono tutti in difficoltà, vuol dire che non c'è stata la prestazione, quindi ci dispiace soprattutto per i tifosi che sono venuti qua, però abbiamo mercoledì, adesso ci ritroviamo, domani ci facciamo una bella rapassata e parliamo e vediamo di mettere a posto tutte le cose. Davide, Tagliabue. Sì, mister, mi sente? Sì, ti ascolto. Mister, io le chiedo come aveva preparato questa partita e cosa non è stato fatto di quello che avevate preparato in settimana. Ma la partita l'abbiamo preparata così, 4-2 con due esterni Vasic e Cosi che erano giocatori magari che ti davano più forza anziché di darti la qualità che ti può dare Buso, Vasic. Però oggi non è questione di... Quando tu prepari una partita e i giocatori magari non ci sono dentro la partita, diventa difficile. Puoi preparare tutte le cose che vuoi, ma se non hanno le gambe o sono presuntuosi nel magari battere una punizione che preparate la batti veloce, magari quando quella punizione la puoi battere in maniera diversa. Io oggi dico presuntuosi per quelle cose che ho visto, che non abbiamo mai fatto, capito? Nesta che batte una punizione alla fine, che la batte in braccio, cioè cose che non abbiamo mai provato, quindi va bene così, dai. Ripartiamo. Altre domande al mister? No? Va bene. Vai Lanfredo, vai. chiudi Comandi tu. certe, tipo quando è entrato Itareg che Sparandeo per 3 volte ha fatto cross sul primo palo che chiaramente un po' velleitario, comunque era una partita da 0-0 e dopo lo svantaggio non si è più stati in grado di recuperare, perché forse dicevi una prestazione presuntuosa. Sì, no, la partita si poteva incarare anche sullo 0-0, loro hanno avuto più supremazia, sono stati più cattivi, hanno voluto di più la vittoria. Noi invece ci siamo adeguati ad aspettare, non abbiamo mai... Siamo ripartiti, ma siamo ripartiti sempre male, mai con cattiveria, mai con qualità, e quindi questo è quello che ci ha penalizzato. Però guardiamo avanti e cerchiamo di dargli una svegliata soprattutto a quelli che sono entrati veramente male.